Le aziende stanno dimostrando una grande attenzione nei confronti dei loro clienti, stanno cercando di capire sempre di più come intercettare le loro esigenze e assolverle nel migliore dei modi. Quello che sicuramente sta cambiando è la modalità di comunicazione che il cliente utilizza, perché noi vediamo come stia utilizzando sempre di più canali diversi. E da questo punto di vista ci siamo accorti che non utilizza più soltanto la presenza, non va soltanto quindi nei punti vendita, non utilizza soltanto il classico telefono, ma utilizza tanti altri canali, dalle chat, compilando i form, i lead cosiddetti, piuttosto che i canali social. Quindi è estremamente impegnativo per un'azienda riuscire a mappare tutte queste informazioni e legarle al cliente. E questa attività è estremamente importante perché ci permette proprio di definire quello che è la fisionomia del nostro cliente, capire quindi sempre di più e meglio quali sono le sue esigenze e soprattutto come comunicare con lui, perché rischiamo di mettere in campo e di investire molto su canali dove in realtà non sono canali utilizzati dal nostro cliente. Ecco perché diventa importante dotarsi di uno strumento performante e personalizzato, customizzato sulle nostre esigenze, che è appunto il CRM. Uno strumento che oggi viene utilizzato un po' dappertutto, non è ancora uno strumento integrato all'interno delle aziende, ma sta acquistando sempre di più un peso importante. Ed è un peso rilevante proprio perché ci permette veramente di avere lo strumento giusto per dialogare con il nostro cliente. Se, faccio l'esempio, noi abbiamo clienti che non vogliono più essere contattati telefonicamente, ma che desiderano soltanto ricevere comunicazioni via mail o comunicare su canali più veloci che possono essere le chat, che possono essere i canali social, noi come aziende dobbiamo attrezzarci non solo in termini di proprio strumenti di apertura di nuovi canali, ma anche dotarci di competenze nuove, competenze in termini di comunicazione, in termini anche di modalità di relazionarci, e questo sicuramente rappresenta una sfida estremamente importante per noi, considerando anche proprio le tempistiche che vengono richieste.